L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Capitolo 9. Polveri e armi. La Hispaniola era ormeggiata un po' fuori e passammo sotto le polene e intorno alla poppa di molte altre navi, i cui cavi a volte raschiavano sotto la nostra chiglia e a volte dondolavano sopra di noi. Infine accostammo sottobordo. Ad accoglierci con un saluto trovammo il secondo, il signor Arrow, un vecchio marinaio abbronzato, con gli orecchini e gli occhi storti. Lui e il cavaliere erano grandi amici, mentre mi fu subito chiaro che le cose non stavano allo stesso modo tra il signor Trelawney e il capitano. Quest'ultimo era un uomo dall'aria decisa, a cui sembrava non andar bene niente della nave, e di lì a poco ci avrebbe detto perché. Eravamo infatti appena scesi nella saletta quando fummo raggiunti da un marinaio. Il capitano Smollett, signore, chiede di potervi parlare. Sempre agli ordini del capitano, fatelo sapere, disse il cavaliere. Il capitano, che si trovava giusto alle spalle del suo messaggero, entrò immediatamente chiudendo la porta dietro di sé. Allora, capitano Smollett, cosa avete da dirmi? Tutto bene, spero. Tutto in perfetto ordine. Tutti pronti a salpare? Ebbene, signore, disse il capitano, credo sia meglio parlar chiaro, anche a costo di offendervi. Questo viaggio non mi piace. Non mi piace l'equipaggio e non mi piace il mio secondo. Questo è tutto. Forse, signore, non vi piace la nave? Chiese il cavaliere, che mi sembrò molto indispettito. Questo non posso dirlo, signore, non avendola vista alla prova, disse il capitano. Sembra un'imbarcazione molto maneggevole, di più non posso dire. Magari, signore, non vi piace nemmeno il vostro principale, disse il cavaliere. Ma a quel punto intervenne il dottor Livesey. Un momento, disse, un momento. Non c'è bisogno di domande di questo genere che servono solo a farsi il sangue cattivo. Il capitano ha detto troppo, o troppo poco, e sento di dover prendere una spiegazione per le sue parole. Dite che non vi piace questo viaggio. Ecco, perché? Sono stato ingaggiato, signore, con quelli che chiamiamo ordini sigillati, per condurre questa nave per conto del signore qui presente, ovunque mi fosse detto, disse il capitano. E fino a qui tutto bene. Ma poi scopro che l'ultimo dei marinai ne sa più di me. A me questo non sembra giusto. Voi che ne dite? No, disse il dottor Livesey. Nemmeno me. Secondo, disse il capitano, vengo a sapere che andiamo a cercare un tesoro. Lo sento dai miei uomini, badate. Ora, un tesoro è un lavoro delicato e a me non piacciono i viaggi in cerca di tesori, per nessuna ragione. E non mi piacciono, soprattutto, quando sono segreti e quando il segreto, il signor Trelawney mi scuserà, lo conosce persino il pappagallo. Il pappagallo di Silver? Chiese il cavaliere. È un modo di dire, rispose il capitano. Intendo spifferate i 420. Secondo me, voi signori, non avete la più pallida idea dell'impresa in cui vi siete imbarcati, ma vi dirò come la vedo io. Avete 50 possibilità su 100 di portare a casa la pelle. Questo è chiaro, e direi abbastanza vero, replicò il dottor Livesey. Siamo pronti a correre il rischio, ma non siamo così all'oscuro come pensate. Poi dite che non vi garba l'equipaggio. Forse non sono dei bei uomini? Non mi piacciono, signore, ribadì il capitano Smollett. Inoltre, visto che siamo in argomento, penso che avrei dovuto scegliere io i miei uomini. Probabilmente sì, ammise il dottore. Forse il mio amico avrebbe fatto meglio a portarvi con sé, ma se vi è stata un'offesa è stata involontaria. E non vi piace il signor Arrow? No, signore, lo reputo un buon marinaio, ma per essere un buon ufficiale tratta troppo alla pari i marinai. Un secondo dovrebbe stare più sulle sue, non dovrebbe bere con quelli della ciurma. Volete dire che beve? Esclamò il cavaliere. No, signore, rispose il capitano, solo che dà troppa confidenza. Insomma, capitano, qual è il succo del discorso? Chiese il dottore. Diteci cosa volete. Allora, signori, siete decisi a fare questo viaggio? Come il granito, rispose il cavaliere. Benissimo, disse il capitano. Allora, visto che con molta pazienza mi siete stati ad ascoltare mentre dicevo cose che non potevo provare, sentite ancora qualche parola. Punto primo, stanno mettendo le armi e le polveri nella stiva di prora. Ora, sotto la saletta, c'è un locale che va benissimo, perché non metterle lì? Punto secondo, portate con voi 4 dei vostri e mi dicono che ad alcuni di essi va assegnata una cuccetta a prua. Perché non sistemarle qui accanto alla saletta? Ci sono altri punti? Chiese il signor Trelawney. Un altro, disse il capitano. Ci sono state già troppe chiacchiere. Di gran lunga troppe, ammise il dottore. Vi dirò quello che ho sentito io personalmente, seguitò il capitano Smollett, che aveva la mappa di un'isola, che sulla mappa vi sono delle croci che indicano il luogo del tesoro e che l'isola si trova a e riferire la latitudine e la longitudine esatte. Questo non l'ho mai detto,
esclamò il cavaliere, ad anima viva. La ciurma lo sa, signore, ribatté il capitano. Livesey, dovete essere stato voi o Hawkins, gridò il cavaliere. Non ha molta importanza chi sia stato, replicò il dottore. Era evidente che né lui né il capitano dessero molto peso alle proteste del signor Trelawney, come del resto neanch'io, dato che era un totale chiacchierone. Eppure in questo caso sono certo della buona fede e che nessuno avesse rivelato la posizione dell'isola. Ebbene, signori, continuò il capitano, io non so chi abbia questa mappa, ma esigo che sia tenuta segreta anche a me e al signor Arrow, altrimenti dovrei chiedervi il permesso di rassegnare le dimissioni. Capisco, disse il dottore. Voi vorreste che tenessimo tutto all'oscuro e che trasformassimo la poppa della nave in una guarnigione, sorvegliata dagli uomini del mio amico e dotata di tutte le armi e le polveri che vi sono a bordo. In altre parole, temete un ammutinamento. Signore, disse il capitano Smollett, non che mi sia offeso, ma non accetto che mi si mettano in bocca cose che non ho detto. Un capitano che prendesse il mare, avendo sufficienti motivi per dire questo, non avrebbe alcuna giustificazione. Per quanto riguarda il signor Arrow, lo ritengo perfettamente onesto. Lo stesso vale per alcuni degli uomini. Per quanto ne so, potrebbero esserlo tutti. Ma io sono responsabile della sicurezza della nave e della vita di tutti gli uomini che si trovano a bordo. Vedo delle cose che, per come la penso io, non vanno come dovrebbero, e vi chiedo di prendere certe precauzioni o lasciare che ne rinunci al mio incarico. E questo è tutto. Capitano Smollett, cominciò il dottore con un sorriso, avete mai sentito la favola della montagna del topolino? Scusatemi tanto, ma voi mi ricordate quella favola. Quando siete entrato qui dentro, mi sarei giocato la parrucca che intendavate dire molto di più. Dottore, disse il capitano, siete molto acuto. Sono entrato qui dentro con l'intenzione di farmi esonerare. Non immaginavo che il signor Trelawney fosse disposto ad ascoltare anche una sola parola. Comunque, non una di più, esclamò il cavaliere. Se non ci fosse stato qui Livesey, vi avrei mandato al diavolo, e invece vi sono stato a sentire. Farò come volete, ma vi credevo migliore. Liberissimo, signore, disse il capitano. Vi accorgerete che sto facendo solo il mio dovere. E con ciò prese commiato. Trelawney, disse il dottore, contrariamente a quanto pensavo, credo che siate riuscito ad assicurarvi a bordo la presenza di due uomini onesti. Quell'uomo è John Silver. Su Silver non ho alcun dubbio, esclamò il cavaliere, ma quanto a questo insopportabile e intrigante, ritengo la sua condotta indegna di un uomo, di un marinaio e, soprattutto, assolutamente indegna di un inglese. Beh, fece il dottore, è quello che vedremo. Quando salimmo in coperta, gli uomini sotto la direzione del capitano e del signor Arrow avevano già iniziato a portar fuori le armi e le polveri, passandosele al ritmo del loro yo, ho, ho. La nuova sistemazione mi parve del tutto soddisfacente. L'intera goletta fu messa sottosopra. 6 cuccette furono ricavate a poppa, in quella che era in precedenza la parte posteriore della stiva. Queste cabine, a loro volta, comunicavano con la cambusa e gli alloggi del marinaio nel castelletto di prua soltanto attraverso un passaggio ricavato a babordo mediante alcune travi. Inizialmente era stato previsto che ad occupare queste 6 cuccette fossero il capitano, il signor Harrow, Hunter, Joyce, il dottore e il cavaliere. Ora, invece, 2 di esse furono destinate a Redruth e a me, mentre il capitano e il signor Harrow avrebbero dormito in coperta sotto la cappa di boccaporto, che era stata ingrandita su ciascun lato tanto che la si sarebbe quasi potuta chiamare una tuga. Ovviamente continuava ad essere molto bassa, ma non mancava lo spazio per appendere 2 amache, e anche il secondo sembrò soddisfatto della sistemazione. Anch'egli, probabilmente, aveva avuto dei dubbi sull'equipaggio, ma questa è solo un'ipotesi, giacché, come vedrete, non potemmo valerci ancora per molto del suo punto di vista. Stavamo tutti lavorando sodo, spostando le polveri e le cuccette, quando a bordo di un battellino arrivarono gli ultimi uomini, tra cui Long John. Il cuoco s'arrampicò su per la murata con l'agilità di una scimmia. Non appena vide quello che stavamo facendo. «Ohè, compagni!» disse. «Che succede qui?» «Spostiamo le polveri, Jack», rispose uno. «Ma per tutti i fucili?» gridò Long John. «Così perderemo la marea del mattino». «È un mio ordine», tagliò corto il capitano. «Puoi andare di sotto, marinaio. La ciurma dovrà mangiare qualcosa». «Sì, signore», replicò il cuoco, e, toccandosi il ciuffo sulla fronte, sparì subito in direzione della cambusa. «Quello è un brav'uomo, capitano», disse il dottore. «È probabile, signore», rispose il capitano Smollett. «Piano voi con quella roba, piano», proseguì, rivolto a quelli che stavano trasferendo le polveri. Poi d'un tratto, vedendo che esaminavo il cannone girevole situato a mezza nave,
un pezzo della nave di bronzo a canna lunga, gridò: «Ehi tu, mozzo, via da lì! Vattene dal cuoco e fatti dare qualcosa da fare!» Poi, mentre sgattaiolavo via, lo udii dire, a voce alta, al dottore: «Niente cocchetti sulla mia nave!» Vi assicuro che ero del tutto d'accordo con il cavaliere. Anch'io odiavo profondamente il capitano.